Grazie Gianni, grazie innanzitutto ad Avviso Pubblico, questa associazione di enti pubblici evidentemente alla quale aderiscono soggetti che si staccano un po' da quella descrizione di amministratore pubblico che faceva il dottor Chiara. Ringrazio anche legalmente. Io vorrei partire, innanzitutto dico che io ho dato una bozza del mio intervento, quindi se non riuscirò nei 20 minuti che mi sono assegnati ad esporlo compiutamente, rinvio al testo che ho già depositato agli altri di questo seminario. Volevo partire da un dato, anch'io, pur avendo seguito con attenzione quelli illustrati dalle sfide sul consumo di suolo. E lo do perché è un dato recentissimo ed è di un rapporto Istat, finalmente anche l'Istat, fornendo dati dai quali partire per le riflessioni e per le proposte. È stato presentato dal Ministero per le politiche agricole e forestali, dal Ministro per le politiche agricole e forestali a luglio di quest'anno. Si chiama Costruire il futuro, difendere l'agricoltura dalla certificazione, che è un po' il punto della situazione, direi, drammatica del territorio italiano. C'è un solo dato che ricordo: negli anni 70, fino al 2010, l'Italia ha perso poco meno del 30% della sua superficie agricola. Quindi Liguria, Lombardia e l'Emilia Romagna messi insieme. Credo che solo questo possa dare il significato di una vera e propria emergenza. C'è un'emergenza economica, ma c'è anche un'emergenza territoriale di cui bisogna prendere atto nel nostro paese. Questo processo, si è già detto, quest'oggi ha delle cause strutturali, economiche in primo luogo e non giuridiche. Sul piano economico si è già detto fin dall'intervento iniziale del sindaco di Calanzo, ha inciso soprattutto nell'ultimo decennio, direi, la sofferenza delle finanze dei comuni, che pone l'amministrazione in una situazione di estrema fragilità, come sapete voi meglio. Qui la tentazione per le amministrazioni di dilatare il permesso il rilascio di permessi di costruire per far cassa, per avere introiti sulle casse comunali. E c'è una norma che ha avuto, diciamo così, lasciatemi passare il termine, un effetto criminogeno, come ha detto prima molto puntualmente il sindaco di Calanzo, ha trasformato i comuni in una sorta di complici legali di questo sfascio del territorio. E cioè è una disposizione del testo unico di giustizia che ha soppresso quello che era un vincolo di destinazione che avevano bisogno riscosse per il rilascio dei permessi di costruire. Questo vincolo è venuto meno dal 2002 e di qui l'utilizzo dei vecchi oneri di urbanizzazione anche per le spese correnti di amministrazione. Se vogliamo individuare una norma tra virgolette criminogena, io direi che è questa. Diceva prima il dottor De Chiara, io condivido, quello che, se vogliamo, differenzia in modo macroscopico il nord dal sud sotto il profilo dell'illegalità urbanistica è che al sud abbiamo sentito anche importanti utilizzazioni edilizie abusive partono in completa assenza di titolo edilizio, senza parlare di autorizzazione all'utilizzazione o conformità ai piani, quello non ne parliamo. Ecco, al nord l'operazione è normalmente più sofisticata e soprattutto l'illegalità di grandi dimensioni, cioè parliamo delle lottizzazioni abusive, è spesso il frutto di operazioni amministrative assai complesse che puntano, che hanno di mira l'occultamento del vincolo, l'occultamento della norma di piano sovraordinato che impedisce l'edificazione, e quindi per essere scoperte necessitano di approfondimenti giuridico-amministrativi specialistici che non sempre si
fanno, diciamo, non sempre si è attrezzati anche, bravo, per eseguirli, talvolta le procure si dotano anche di consulenti che debbono svolgere approfondimenti per mesi e mesi, e magari nel frattempo i tempi della prescrizione corrono. Si tratta, qualcuno ha parlato di illeciti urbanistici e ambientali in bianco, e quindi si tratta di interventi realizzati il più delle volte sulla base di permessi di costruire rilasciati, talvolta con piani urbanistici attuativi approvati e anche magari avallata da previsioni di piano regolatore generale, quindi apparentemente tutto perfettamente lecito e ineccepibile. Mi è capitato di vederlo in importanti comuni del nord, anche come consulente tecnico di Procura della Repubblica, ma se poi si va a scavare si scopre che addirittura quella norma di PRG è in insanabile contrasto con strumenti di pianificazione territoriale paesistica sull'ordine. Di qui ovviamente la difficoltà per il giudice penale di pervenire a sanzionare penalmente queste situazioni di comunque di illegalità, se non nelle fattispecie di illegittimità amministrativa più eclatante, anche se dobbiamo dire, dopo una situazione di incertezza nella giurisprudenza penale, a partire dalla pronuncia della Cassazione a sezione unita del 2002, che peraltro riguardava una vicenda Campania, in cui c'era il permesso di costruire e l'autorizzazione all'autorizzazione, la Cassazione è arrivata per ad affermare che il giudice penale ha un ampio sindacato anche sugli atti amministrativi per verificare la legalità urbanistica e edilizia degli interventi. Il giudice fondamentale di riferimento sarebbe il giudice amministrativo per colpire queste fattispecie, non c'è dubbio. Però il giudice amministrativo svolge un sindacato soltanto di tipo occasionale. Il giudice amministrativo non ha il potere di sindacare d'ufficio l'atto amministrativo. È necessario che ci sia un soggetto che ricorra davanti al giudice amministrativo ed è necessario che questo soggetto sia legittimato a ricorrere. E diciamo così, i margini purtroppo di una giurisprudenza amministrativa molto rigorosa escludono in molti casi l'interesse al ricorso, anche da parte, pensate, di associazioni di protezione ambientale, anche quelle nazionali riconosciute, forse soggetti più attenti a censurare queste vicende. In molte pronunce di Italia, ma purtroppo anche nel Consiglio di Stato, vengono giudicate non legittimate a proporre ricorsi in materia urbanistica, perché la loro legittimazione è in materia ambientale, quindi laddove non ci siano vincoli paesaggistici e ambientali si dice legalmente WWF non sono legittimati a censurare quel piano, a ricorrere per l'annullamento di quel piano di utilizzazione che pure è in contrasto con la strumentazione territoriale. Devo dire che se noi andiamo a scorrere le leggi urbanistiche regionali, siamo in materia di legislazione concorrente, come voi sapete, tra Stato e Regioni, se andiamo a scorrere le leggi urbanistiche di ultima generazione, troviamo in realtà che tutte, in gran parte, partono da un'affermazione di principio assolutamente condivisibile. Il massimo contenimento di consumo di suolo. La legge del Veneto, la legge urbanistica del Veneto del 2004, parte dal principio che il piano strategico, il piano di assetto del territorio si chiama del Veneto, deve essere dato nel rispetto della regola generale per cui l'utilizzo di nuove risorse territoriali può essere prevista, leggo testualmente, solo quando non esista un'alternativa. Assolutamente condivisibili. Non solo. C'è qualcosa che non ha funzionato. Evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato e vedremo anche che cosa forse non ha funzionato, le accennerò. In applicazione di questo assolutamente condivisibile principio si è stabilito che il piano di assetto del territorio debba stabilire quello che è un limite quantitativo massimo di zona agricola trasformata.
E qui già però si inserisce un principio non propriamente condivisibile, nel senso che sostanzialmente al comune che è stato più virtuoso negli ultimi anni è data la possibilità, viene premiato con un maggiore consumo di territorio agricolo nel prossimo decennio. E questo evidentemente non è condivisibile perché è completamente svincolato da un calcolo del reale fabbisogno di edificabilità. Ma c'è di più e di più grave, perché in sede applicativa, con delibere di giunta regionale, sono introdotte, adesso qui non entrerò in dettagli tecnici, ma delle modalità di determinazione di questa massima superficie agricola trasformabile che sono tali da dar luogo proprio a un completo rovesciamento della finalità, un fenomeno di eterogenesi dei fini, direi. Per cui, ad esempio, uno dei comuni veneti che potrebbe tranquillamente essere della provincia di Caserta per il numero di case che ci sono, senza far nomi nel comune del paese di Treviso, mediante un calcolo sulla base della delibera di giunta regionale della superficie agricola utilizzata, viene premiato come uno dei comuni più virtuosi del Veneto con la fissazione di un limite di zona agricola trasformabile altissimo. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona nell'applicazione pratica di questi condivisibili principi delle giornalistiche. Poi, sempre per andare per sommi capi, c'è il grande tema delle regole derogate. Prima il dottor De Chiara ricordava la vicenda tristissima dei ricorrenti con gli indizi dell'85, del 2003, tutti dovevano essere l'ultimo, tutti vengono giudicati costituzionalmente legittimi dalla Corte Costituzionale perché sono l'ultimo il nostro paese, ma inderogabilmente in occasione di ogni piccola o grande riforma urbanistica si ripresenta il condono edilizio. Per quello quando io sento parlare di riforma urbanistica arriva il condono. C'è poi il tema altrettanto triste che riguarda anche l'edilizia dell'applicazione della normativa di protezione civile. Non dico altro perché abbiamo detto tutto sulla stampa e che si straccia le vesti, vediamo che venne riconosciuta la legittimità di un'applicazione assolutamente fantasiosa, come stava proseguendo un riformista della normativa di protezione civile. Tra le leggi emergenziali io includo anche la vicenda dei piani casa, e io su questo mi permetto solo di citare il volume che è stato pubblicato in commentario della legge regionale sul piano casa a cura del dirigente del settore urbanistica della Regione Veneto, il quale nell'introduzione definisce il piano casa l'antitesi della pianificazione, e qui non è altro, per comprendere come si è nella perfetta consapevolezza di quello che si sta dicendo. C'è poi, e anche questo lo annuncio soltanto come disciplina derogatoria, il grande tema delle cosiddette varianti automatiche dei piani regolatori conseguenti all'approvazione delle opere pubbliche, e qui c'è il tema di cui si parlava prima il Presidente di Legambiente Lombardia, delle grandi infrastrutture stradali, dell'edificazione del territorio italiano, e qui anche questa sarebbe una tematica da rivedere sul piano normativo, se non si vuole che le nuove infrastrutture stradali e ferroviarie continuino ad essere progettate ed approvate più che in funzione dell'effettiva funzionalità del sistema trasportistico, in funzione di un mutamento di destinazione urbanistica delle aree interne, perché ormai questa sembra essere spesso, non sempre, per carità la funzione. E poi ci sono altri strumenti fantasiosi che hanno inventato un po' tutte le regioni italiane per derogare alla pianificazione urbanistica generale per i veneti, cito soltanto quelli che con acronimo venivano chiamati, o sono stati abrogata la norma, ma si chiamavano i PUR, i programmi di riqualificazione urbanistica ambientale, che avevano la funzione di riqualificare aree degradate del territorio comunale, sono state applicate nel Veneto a casi in cui il degrado non c'era nulla. Nella mia piccola città di Rovigo ne sono stati approvati ben 17.
L'altra tematica che non mi pare inutile ricordare e soltanto accennare, tematica vastissima della cosiddetta urbanistica contrattata. È un tema che ormai dagli anni 90 è la tematica che va più di moda nelle riviste di diritto urbanistico, è una tematica, come sanno bene gli amministratori comunali, delicatissima. Ci sono regioni che hanno disciplinato, come Veneto, l'Emilia Romagna, l'Umbria. Si tratta non certo di demonizzare questo strumento, però bisogna stare in guardia di fronte all'applicazione disinvolte. La finalità scritta in queste leggi regionali è quella di applicazione di uno strumento, quello dell'accordo tra l'amministrazione e i privati, in luogo della pianificazione urbanistica, cioè per introdurre delle previsioni di pianificazione che devono rimanere strumenti eccezionali, finalizzati dal perseguimento di rilevanti interessi pubblici per la comunità. Ecco, dico una banalità, ma purtroppo mi è già capitato di vederlo, anche le regioni ricche e importanti non possono essere utilizzati con una finalità economico-finanziaria. Anche di recente mi è capitato in un comune emiliano un accordo urbanistico per consentire alla società il cambio di istituzione urbanistica di un'area rendere edificabile, in cambio di denaro. Per ripianare un bilancio comunale basta leggere il dibattito consiliare per capire come questi amministratori sconsolati arrivano a contrattare, stiamo parlando di simonia urbanistica, la propria potestà relativa del territorio in cambio di denaro che serviva per evitare le conseguenze del famigerato patto di stabilità. Dice, se qui non arriviamo a questo accordo, ne vanno dei servizi comunali. Ecco, ovviamente siamo di fronte a fenomeni che laddove non hanno una rilevanza penalistica sono senz'altro legittimi sotto il profilo amministrativo, perché gli amministrativisti dicono qui siamo in presenza di uno sviamento dalla causa tipica, cioè uno strumento che viene utilizzato per una finalità diversa da quella che la legge si assegna, un eccesso di potere per sviamento dalla causa. E vado alle conclusioni rapidamente, perché sono state segnate da 5 minuti, sono ecco, richiamo una nota, due linee diciamo così, due linee di sviluppo importanti per tentare di superare il problema. Allora, una è quella della valutazione ambientale strategica. Valutazione ambientale strategica, voi sapete che è una procedura di delegazione comunitaria alla quale sono assoggettati gli strumenti di pianificazione urbanistica. Ad oggi, così come è applicata nel nostro paese, è solo un passaggio burocratico che non serve a nulla e a nessuno. Il contenuto principe della valutazione ambientale strategica dovrebbe essere proprio nei piani urbanistici la verifica dell'impatto del consumo di suolo agricolo. Quello è il contenuto fondamentale. Invece in queste VAS troviamo un po' di tutto, ma questo è contenuto magari in poche righe. Allora, applichiamo e facciamo applicare la VAS non in modo burocratico, primo punto, applichiamola nel rispetto delle pronunce della Corte di Giustizia, la quale recentemente ci ha detto una cosa importante: chi si pronuncia sulla VAS non può essere chi elabora e chi approva il piano urbanistico, deve essere indipendente. Lo sottolineo, sembra una banalità, ma ci sono regioni, Emilia Romagna, Venezia Giulia, che non garantiscono questa indipendenza funzionale e organizzativa. Una nota di speranza, in occasione della presentazione di quel rapporto Istat con il quale ho aperto questa breve comunicazione, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha presentato una bozza di disegno di legge quadro, che io qua posso poi consegnare al convegno, in materia di valorizzazione di aree agricole e contenimento del consumo di suolo. Ecco, questa bozza è contenuta, sono 6 articoli, però toccano alcuni punti cruciali, secondo me, di cui abbiamo parlato quest'oggi. Innanzitutto si prevede la determinazione da parte del Ministero, ma con meccanismi
ovviamente di concertazione con le regioni, della determinazione dell'estensione massima della superficie agricola edificabile sul territorio nazionale. Prima cosa. Seconda cosa, stabilisce il congelamento della destinazione d'uso per 10 anni per tutti i terreni agricoli in funzione per i quali sono stati erogati degli aiuti di Stato, degli aiuti comunitari. Terza cosa, prevede delle incentivazioni economiche sia private sia locali per quello che diceva prima, è simile, per il recupero degli edifici non solo rurali ma anche per la conservazione del territorio. E infine prevede proprio l'abrogazione di quella norma del testo unico degli enti locali che aveva previsto che ha introdotto lo svincolo degli oneri di urbanizzazione e quindi la possibilità di utilizzare per i comuni quelle somme per la spesa corrente. Ora attendiamo che questo disegno di legge, che è ancora in bozza, venga approvato dal Consiglio dei Ministri. Il Ministro Catania ha detto che è prossima all'approvazione e speriamo che venga portato alle Camere per una rapida approvazione. Ultima cosa, è auspicabile che a livello europeo venga riavviata la procedura di approvazione della direttiva quadro per la protezione del suolo, che è tuttora bloccata in Consiglio dell'Unione Europea.